Il Trapani affonda il Camarat e fa un altro balzo in avanti verso la salvezza. La squadra granata gioca un buon calcio, nella ripresa mette alle corde l'11 di Renato Maggio, apparso stanco e confusionario. Il Camarat non fa barricate ed il primo tempo è bello e ricco di emozioni. Sugli scudi il talentuoso Di Maggio. Il numero 10 del Trapani ha fatto la differenza con ottime giocate ed una strepitosa doppietta. In attacco la coppia Cracco-Muratore ha fatto ammattire la difesa bianco-azzurra. L'avvio è subito scoppiettante con i due portieri Corona e Lamattina protagonisti nel respingere varie conclusioni. Poi al 36esimo il Camarat schioda lo 0-0, punizione di Lacorte, testa di Monreale ed è 0-1. Il Trapani non sembra accusare il colpo e reagisce quasi subito. Alla 42esimo punizione di Di Maggio sotto la traversa ed è parità. Ottimo Trapani nella ripresa, la squadra di Catanese sale in cattedra e detta legge. Il Camarat cede alla distanza. La mattina al 57esimo salva il risultato su conclusione di Pirrotta. Un minuto più tardi Agostino Muratore porta in vantaggio il Trapani. Palla gol per il Camarat al minuto 80, ma Corona non si fa sorprendere. Nel finale il Trapani chiude il match ancora con il fantasista Di Maggio. Finisce dunque 3-1, il Trapani corre verso la salvezza e getta le basi per la prossima stagione dove, c'è da scommettere, sarà la squadra da battere. Per il Camarat una sconfitta indolore che non pregiudica l'ottimo campionato fin qui svolto. I play-off sono alla portata della squadra camaratese.